E buongiorno a tutti e ringraziabili seguono per e campa qui, siamo in cutu di curtitiatu settimana, ultimo ridro di già non sta gumuna di Uriona Iacino e maridroa Umer e di agumuna di Giovanni Biancucci. France Bleu, RCFM. La comuna di Cutoli è una comuna che fa più di 3.000 ettari, è una comuna mezzana, c'è a poco presso 2.200 abitanti, ma in paesi c'è assai mondo. C'è quasi 600 persone, c'è 3 scuole, ci sono le attività economiche, ci sono i porcaggi, ci sono gli artigiani, gli ostariati, ci sono gli alberghi e penso che è un paese che si sviluppa. Dunque, lo sviluppo di un paese da noi a sua gioventù c'è assai giovani, sia in piazza sia in paese, e poi ci sono assai attività sociali, culturali, economiche da noi. Tutti gli anni facciamo a festa di Agulteda, tutti gli anni da noi facciamo i scontri di toponimia, e poi abbiamo fatto raccolti da noi a livello di canto, di teatro, di cinema. C'è una diversità e noi proponiamo questa diversità. Si face che la gente che campano qui ci trovano uso conto. Ciò che si può aggiustare è che una comuna, un paese soprattutto, è sempre sicura in situazioni di difficoltà a un livello di popolazione, perché la gente non campano più come prima, le famiglie sono famiglie all'accordo, quando c'è due cittadini considerati che è una famiglia numerosa, dunque è vero che per la pena c'è qualche questione, ma le questioni che mi propongo sono, penso, questioni che riguardano i comuni che si sviluppano. Posso insistere da noi nella storia e Corticiato soprattutto, che è stato il primo paese costruito, è un paese che viene da 1400 e qualcosa, non si sa mica esattamente. Cutoli è venuto più tardi, ma nel 1530 c'è di già 240 persone o 250, apposta che c'è un registro degli impositi, che a prova che c'è assai mondo a qui d'epoca. Ed è così che si gonfia la nostra spaziata in cutu di curtitiatu di in campa qui, a ringraziarvi a tutte e a tutti e ci ritroviamo ben inteso a settimana ghibana in un altro paese, a Belgi. France Bleu, RCFM.